soccorso arriva dal cielo, abbiamo voluto titolare così questa nuova puntata di Elettroshock. Ben ritrovati, grazie gentili telespettatori per essere alla visione e all'ascolto qui su Telefriuli. Perché il soccorso arriva dall'alto, ma soprattutto perché questo tema? Beh, il 1° agosto di quest'anno è stata una data importante per il servizio di soccorso del Friuli Venezia Giulia. 1° agosto del 1992 l'attivazione in Friuli Venezia Giulia del cosiddetto elicottero giallo, quello che sorvola i cieli portando emergenza e soprattutto portando emergenza e soccorso a chi ne ha bisogno. Infatti il giorno successivo, il 2 agosto, il primo vero intervento in Friuli Venezia Giulia per portare in salvo un escursionista a Fusine che si era infortunato. Sono passati 30 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata tanto, ma soprattutto di voli ne sono stati fatti tanti e continuano ad essere tanti, 900 missioni all'anno per questo servizio che viene definito d'élite. Ne parleremo abbondantemente nel corso di questo programma. Vado subito a presentare i miei ospiti. Io parto con Daniele Mozzi, lui è un cinofilo ma anche tecnico del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia e un passato da tecnico di elisoccorso. Daniele Mozzi, grazie per essere venuto, grazie ovviamente grazie per la sua disponibilità. Ma parleremo anche poi di situazioni a livello regionale della sanità, quello che va ma anche quello che non va, perché è giusto ovviamente avere una panoramica generale. Per questo ho chiamato Salvatore Montalbano, lui è componente della segreteria regionale di FEP CISL del Friuli Venezia Giulia. Grazie Salvatore Montalbano per essere con noi. Grazie a lei, grazie, buongiorno. Dunque, si parlava di elicottero, 30 anni, una ricorrenza importante, commenteremo i vari servizi che siamo andati a realizzare per voi, dove all'elibase di Pasian di Prato, ospiti del secondo stormo dell'aeronautica militare, a dirigere il servizio una donna, è un medico rianimatore e lei è Alessandra Spasiano, è proprio la direttrice del servizio di elisoccorso del Friuli Venezia Giulia. L'abbiamo incontrata, può partire allora il primo contributo per l'analisi e soprattutto anche per le sensazioni che si prova a essere al vertice, il cosiddetto elicottero giallo. L'elisoccorso nasce proprio il 1° agosto del 1992 per una ferma volontà di alcuni visionari, diciamo, no? Che vedevano in questo servizio un servizio diciamo di qualità per il paziente, no? Che è sempre il nostro obiettivo finale. E sono passati 30 anni e siamo ancora qui. Ovviamente in questi 30 anni è cambiato tutto il mondo degli elicotteri, perché siamo passati da elicotteri monomotore a elicotteri bimotore, quindi con delle prestazioni notevolmente superiori rispetto a quando sono partiti, e che ci consente sostanzialmente di effettuare interventi sia in montagna che nel resto della regione, considerando che facciamo circa 900-950 interventi all'anno e di questi il 30% più o meno è fatto in ambiente impervio, ostile, quindi in montagna. Da marzo di quest'anno siamo in assetto unico, che per noi significa essere un'equipe completa sempre. Ogni giorno saliamo in elicottero in 5, il pilota, il tecnico vericellista e il tecnico del soccorso alpino che ci fa la sicurezza sostanzialmente in ambiente impervio ma anche su strada, l'infermiere e poi c'è il medico. Arriviamo sul target in circa 13-15 minuti, sul target a seconda della gravità del paziente rimaniamo dai 25 ai 40 minuti diciamo, ed è un po' come trasferire la professionalità più alta che sono gli anestesisti rianimatori dall'ospedale al territorio. Quest'anno sono 17 anni che faccio di soccorso, quindi è un bel traguardo, diciamo che quasi la metà di questi 30 anni l'ho vissuta anch'io qui e sono orgogliosa di gestire e di condurre un'equipe che è formidabile, che è eccezionale, che è sempre pronta anche al cambiamento, no? Perché è quello fondamentale che ci porta sempre a migliorare e a guardare avanti. Io lo dico sempre a chi viene a lavorare qui, sicuramente per molti è un punto di arrivo, no? Però in realtà è anche un punto di partenza, perché da qui si sviluppano un'altra serie di competenze che ci consentono sempre
sempre di migliorare quella che è l'assistenza al paziente, no? E quindi diciamo questo è il nostro obiettivo, migliorare dal punto di vista dell'assistenza, migliorare dal punto di vista della prestazione sanitaria, delle tecnologie sanitarie che sono in continua evoluzione, e quindi diciamo che è questo un po', no? Sempre guardare un momento avanti, un momento oltre, a cercare qualcosa di meglio. Da febbraio del 2018 siamo partiti con il notturno, quindi di fatto lavoriamo sulle 24 ore, in realtà su 22, perché questi elicotteri hanno bisogno di 2 ore di manutenzione al giorno. Per cui c'è un fermo tecnico la mattina e un fermo tecnico la sera per il cambio assetto, e di notte in realtà non viene a bordo il tecnico del soccorso alpino, ma c'è un secondo pilota, perché vengono usati i visori notturni per il volo, quindi è un volo praticamente strumentale. In Friuli Venezia Giulia in diciamo 4 anni, da 5 piazzole che erano quelle con le quali sono partiti, siamo arrivati a 73, coprendo anche moltissima montagna, per cui l'ultima acquisita proprio è Sauris. Siamo a Sappada, siamo anche nelle zone più impervie, no? E questo ci garantisce di arrivare anche di notte dove c'è bisogno di noi, no? Ovviamente insomma di codici, di codici rossi, degli incidenti più gravi. La centrale operativa ci attiva sulla dinamica degli eventi, e quindi noi partiamo, arriviamo sul posto, facciamo il nostro intervento sanitario e poi decidiamo dove portare il paziente per la cura definitiva. Però diciamo il concetto anche per il volo notturno è quello di in realtà anticipare al di fuori dell'ospedale le cure al paziente, perché molte patologie traumatiche in realtà determinano poi la morte del paziente sulla scena perché non vengono trattate. Quindi il fatto che un anestesista rianimatore riesca ad arrivare lì e a trattare quelle patologie che ovviamente diciamo sono trattabili all'esterno dell'ospedale ci garantisce sicuramente una sopravvivenza migliore anche dei pazienti che riusciamo a portare in ospedale, no? Quindi è l'importanza anche del notturno. A me e Daniele ha impressionato la quantità degli interventi che durante un anno si fanno, ma soprattutto il 30%, come diceva la dottoressa Expasiano, degli interventi vengono fatti in ambiente ostile, impervio, in montagna. Lei è tecnico quasi insomma, da 30 anni, quasi diciamo contemporaneamente alla nascita del servizio di elisoccorso in Friuli Venezia Giulia. Quando si opera in ambiente impervio, ecco, le attenzioni, le sfumature che si devono tenere in considerazione. Ecco, dall'alto la sua esperienza cosa ci può raccontare? Dunque, sicuramente l'elisoccorso ci permette una tempistica estremamente più veloce rispetto alla progressione con mezzi tradizionali o a piedi. E le attenzioni quindi si moltiplicano con un velivolo di questo tipo qua, dove ci deve essere tutto un affiatamento ovviamente fra personale di bordo, tutta l'equipe, dove abbiamo un lavoro di team, non si diceva proprio. Difatti, dove noi abbiamo sempre un soccorritore a bordo, quindi specializzato, e fra eventualmente le squadre a terra che possono collaborare con loro oppure supplire nel caso in cui si renda necessario. La dinamica molto spesso magari possono anche essere delle patologie non particolarmente gravi, ma che possono andare incontro a un'evoluzione, quindi un'evoluzione del rischio sanitario. Ed è per quello che è molto importante anche nelle situazioni magari che sembrerebbero meno pericolose dal punto di vista sanitario, che ci sia un intervento rapido, proprio per evitare un aggravamento oppure un prolungamento oltre tempi molto lunghi del trasporto e della poi conseguente ospedalizzazione. Certo, e poi il lavoro anche dietro le quinte, perché quello è importante. Quando si sa che parte l'elisoccorso e voi che siete ad alta quota dovete spianare, no, il terreno affinché possa atterrare in condizioni di sicurezza, o magari ci sono dei cambiamenti di target, condizioni impervie, ancora il clima che cambia, no? Arriva magari un temporale. Certo. Diciamo che la partenza dell'elisoccorso è sempre un ottimo segnale per chi si trova nella zona, proprio perché
tecnologicamente sia in grado di portare un soccorso avanzatissimo sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista tecnico, che sia la persona all'interno di un boscofitto piuttosto che su una parete rocciosa. Resta comunque un posizionamento alla base, di solito nelle vicinanze, di personale via terra che è pronto appunto a intervenire. Oppure può essere molto utile il personale a terra per indicare il target all'elicottero. Abbiamo avuto delle esperienze, boschi molto fitti, piante di 40 metri, dove dall'alto ovviamente non si riesce a individuare l'obiettivo, per cui da terra si riesce a aiutare a trovare il punto dove poi il personale di bordo, l'equipe, può venire vericellata. Ultima di qualche settimana fa all'interno della fora della Vinadia per un malore, quindi lì erano circa sui 90 metri di cavo esteso del vericello, e per fortuna che abbiamo questi mezzi oggi che ci permettono di essere tempestivi, insomma, nell'azione. Quali sono le imprudenze che maggiormente vengono commesse in montagna? Anche perché di interventi il 30% vengono proprio fatti in alta quota, però ci sono anche talvolta degli infortuni causati, diciamo così, per il caso, per il fatto, altri invece proprio per imperizia da parte delle persone che affrontano la montagna. È un discorso molto, molto delicato e sarebbe molto lungo. Diciamo che in linea di massima possiamo suddividere i cosiddetti pericoli oggettivi a quali uno si va a sottoporre, che sono quelli dovuti al maltempo, all'impreparazione fisica sicuramente, alla scarsa attrezzatura. Queste sono delle cose che con veramente un po' di grano salis si andrebbe a evitare. E poi c'è la perdita dell'orientamento perché magari cambia il tempo, può essere sbagliare sentiero, quelle sono delle situazioni che insomma meglio se non succedono, però ecco, diciamo una buona preparazione a casa di quello che si vuole andare a affrontare è sicuramente un primo passo per evitare poi dei problemi durante l'esecuzione. Daniele Salvatore, noi ci fermiamo per alcuni istanti per il break pubblicitario, rientriamo subito dopo in studio perché scopriamo come si diventa pilota di elisoccorso e soprattutto raccontiamo la storia di un ufficiale della Marina Militare che decide di svestire i panni proprio del militare e dedicarsi alla sua grande passione, volare con gli elicotteri gialli. A tra pochissimo. Ben ritrovati allora, come si diventa pilota di elicottero, soprattutto pilota di elisoccorso, tantissime ore di addestramento, ma soprattutto sangue freddo perché questo elicottero giallo deve arrivare nei territori spesso più impervi. Lui è giovane ma ha già ottenuto i gradi del comandante, arriva dalla Marina Militare e da 2 anni a questa parte ha deciso di chiudere appunto l'esperienza con le stellette e dedicarsi completamente insomma, al soccorso con l'elisoccorso. L'abbiamo conosciuto qualche giorno fa, abita a Grado, lui è Davide Sandri, sentiamo la sua esperienza. Io vengo dalla Marina, ero un pilota militare, però ho sempre avuto questa passione, questo sogno che ho rincorso da anni di diventare pilota dell'elisoccorso, in particolare in questa regione, in quanto io sono friulano, di Grado nella precisione, e l'ho inseguito con tutto me stesso e arrivare qui nel Friulia, nell'elisoccorso Friuli Venezia Giulia, è stato veramente un sogno che si è realizzato. Sono qui da 2 anni e ogni giorno, ogni missione è come se fosse la prima, quindi la vivo con grande emozione, è veramente un sogno che si realizza. È da 1 anno che sono comandante, volo con il 145, facciamo missioni sia diurne, notturne, pianura, montagna, quindi Friuli Venezia Giulia garantisce di avere questo territorio eterogeneo, quindi per un pilota è molto challenging, come diciamo in inglese, e quindi sì, è un'esperienza meravigliosa e soprattutto, forse la cosa più importante, ogni volo non è un volo fine a se stesso, ma aiutare il prossimo, quello che facciamo si arriva a fine giornata veramente che si ha il cuore colmo di una sensazione positiva, di emozione. Quasi tutte le missioni mi hanno dato qualcosa, ogni missione è diversa in questo lavoro, è un settore molto dinamico.
Sicuramente ricordo la prima, è stata una missione notturna con il comandante Zanolin, che è anche il nostro istruttore, e quella la ricorderò sempre, quindi ricordo ogni singolo momento di quella missione lì. E tutte le missioni poi anche ovviamente facendo da solo di giorno, sì, arrivare e volare da soli per la prima volta è stato veramente emozionante. Quindi le missioni un po' più complesse sono quelle che facciamo in montagna, e quindi quelle le ricordo sempre con particolare attenzione, diciamo, anche perché sono tutte lesson learned per il futuro. Ecco, quanta attenzione un pilota deve prestare all'interno di un velivolo, anche perché non solo lei lo conduce, ma ha la responsabilità di un equipaggio intero. Beh, innanzitutto ci vuole preparazione, quindi tanto studio, si arriva da anni di studio. Ovviamente bisogna dimostrare particolare capacità anche di handling dell'elicottero, e non smettere mai di imparare, documentarsi, studiare, e già questo sì, quindi la preparazione a terra è la preparazione più importante. E poi ovviamente in volo affrontare ogni missione con concentrazione, con tranquillità, serenità, e lavorare in equipe, lavorare con il team è un valore aggiunto secondo me della di soccorso, perché permette ai piloti di confrontarsi con tecnici di volo, medici, infermieri, tecnici di soccorso alpino, quindi persone di estrazione diversa, e bisogna fare un po' il direttore d'orchestra, quindi la funzione del comandante durante l'attività di volo è proprio questa. È molto challenging, ridico questa parola qui, però ne vale la pena, grandi soddisfazioni. Questo è un sogno che si realizza e quindi continuo a realizzarlo ogni giorno. Ecco. Un sogno che si realizza, come diceva Davide Sandri, un sogno che si realizza anche quando uno incomincia a vestire il camice, no? Medico, infermiere o anche operatore sociosanitario. Questa è la sanità che va sicuramente in Friuli Venezia Giulia. Parleremo, perché è giusto parlare di sanità che va e anche di quella che non va. Allora, cominciamo un attimino anche ad entrarci, sempre tenendo in considerazione però il tema di oggi, il soccorso che arriva ecco dal cielo. Allora, Salvatore Montalbano, che situazione sta vivendo la sanità in Friuli Venezia Giulia, soprattutto in questi momenti in cui effettivamente estate, c'è la turnazione, ci sono le ferie, ci sono dei reparti che ai noi chiudono e il personale è un po' ridotto, no? Veramente ci sono delle poche unità in servizio. Che situazione vede all'interno del contesto regionale lei che giustamente difende, no, il sindacato di categoria? Sì, la situazione era già ovviamente sintetizzata nelle sue parole, è una situazione di grave difficoltà, specialmente per quanto riguarda la parte organizzativa e tecnica di un lavoro che ha veramente tante analogie con quella dei soccorritori, non solo per il fatto che l'utenza sostanzialmente è la stessa, nel senso si tratta di gente che ha bisogno di un soccorso di tipo sanitario, ma anche per l'approccio che gli operatori hanno nei confronti di questo lavoro, che è un lavoro sostanzialmente atipico, un lavoro fatto tanto di dedizione, di passione, di abnegazione, e quindi un lavoro che si dovrebbe svolgere proprio per la delicatezza dello stesso, nella maniera quanto più possibile serena. Ora, queste condizioni di serenità ovviamente vengono a mancare laddove non solo ci sono problemi organizzativi, gestionali all'interno delle varie unità, dei vari reparti, ma viene a mancare nel momento in cui la carenza di personale induce a una turnistica tale da non consentire il dovuto riposo, perché è un lavoro nel quale, sempre andando per analogia con quello di chi lavora nel soccorso, certe volte in una frazione di secondo si deve scegliere tra la vita e la morte di un paziente. Il requisito, la caratteristica principale di questo lavoro dovrebbe essere la lucidità che non è solo del primario del medico, ma di chi si trova nel momento di dover intervenire a contatto con il paziente. Ora, chiaro che la stanchezza, lo stress, il malessere organizzativo incidono negativamente su questo fattore fondamentale e quindi incidono sulle prestazioni. La nota positiva è che il servizio sanitario, quella parte del servizio sanitario che continua ancora a rimanere aperta, funziona grazie all'abnegazione e alla dedizione del personale, agli sforzi e sacrifici che fanno queste persone. Il lato brutto è che si è davvero vicini al livello di saturazione e quindi
Questa cosa incide pesantemente sulla qualità del servizio, quindi incide sul riflesso che il servizio ha nei confronti della collettività, oltre che pesantemente su quello che è lo stato di salute anche degli operatori stessi. E forse in supporto alle sue tesi ci arriva Luciano Clarizia, tra altre cose so che vi conoscete perfettamente. Lui è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia ed è anche responsabile del servizio di emergenza ex 118 per quanto riguarda la provincia di Pordenone, ma soprattutto Pordenone. L'abbiamo raggiunto via Skype, allora cerchiamo di sentire effettivamente una precisa mia domanda. Dottore, si rischia il burnout in questa situazione? Sentiamo cosa ci risponde. Rischiamo il burnout, rischiamo effettivamente insomma, di avere personale che è stanco, demotivato e a volte insomma, quando ci sono queste condizioni l'errore e il rischio di commettere un errore è sempre presente e questo non ce lo possiamo certamente permettere visto che lavoriamo con persone, non certamente con macchine. Il problema del pronto soccorso è un problema storico, è sempre più evidente, dipende molto anche chiaramente da quello che c'è intorno, perché se voglio avere un pronto soccorso che funziona, dove accedono realmente i casi che servono e sono da pronto soccorso e non casi impropri, bisogna anche che vi sia un sistema territoriale che mi permetta di rispondere alle esigenze dei cittadini. È chiaro che se non trovo il medico di base, non trovo il pediatra, non trovo la guardia medica, è un problema come cittadino dove posso rivolgermi? Chiaramente in pronto soccorso, è quello che sta succedendo ormai da tempo a questa parte, i famosi codici bianchi, no? Che in ogni caso vanno a intasare i pronto soccorsi con delle attese lunghissime, fanno anche arrabbiare tantissimi cittadini, a volte c'è anche una violenza sugli operatori perché poi quando si è stanchi nell'attesa, quindi credo che sia tutto è una catena, tutto è collegato. Se si riesce a organizzare un buon servizio territoriale in cui dai risposte alle persone per le esigenze che non sono da pronto soccorso, il pronto soccorso può funzionare bene e fa la sua attività correttamente, certamente anche in modo migliore. E poi è chiaro, bisogna tentare anche di incentivare in qualche modo gli operatori, infermieri, medici, OSS che lavorano in queste strutture a rimanere in queste strutture, perché anche questo è un problema che sta evidenziando, nel senso che purtroppo oggi particolarmente per la parte infermieristica non c'è grossa attrattività, stiamo perdendo pezzi per strada, chi accede a questa professione è sempre meno incentivato ad arrivarci, parlo dei giovani, e quindi rischiamo che veramente in futuro di trovarci in grossa difficoltà. Già è cronico il problema e qua bisogna intervenire e per fortuna in questa regione in qualche modo ci siamo attivati con dei tavoli tecnici anche a livello regionale come ordini per tentare di trovare insieme soluzioni in modo da incentivare i giovani ad avvicinarsi, dargli prospettive future importanti, quindi far sì che anche la professione infermieristica raggiunga dei livelli come quella medica in cui effettivamente hai anche la possibilità di progredire nella tua carriera, cosa che oggi effettivamente è complicata e difficile e questo ha allontanato chiaramente i giovani. E tutto questo è collegato chiaramente con la carenza infermieristica, col pronto soccorso e con gli accessi anche impropri. Oltre al danno la beffa verrebbe da dire, caro Salvatore Montalbano, sanità pubblica che ha sempre più bisogno di risorse e le professioni infermieristiche che sono sempre meno attrattive. Un problema che si somma ad un altro problema, cosa ne pensa? Sì, il problema della mancanza di attrattività direi che è soprattutto concentrato sulle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, il servizio pubblico in questa regione. E questo è il problema grave perché per riuscire in qualche modo a ovviare ai problemi cui accennavo prima legati alle carenze di personale sarebbe indispensabile procedere alle dovute assunzioni. Peccato che anche quando vengono fatti i bandi, i vari concorsi vengono portati avanti, purtroppo la gente prima non partecipa. Poi nel momento della scelta certe volte si tira indietro e decide di non accettare il posto di lavoro perché è più orientata verso la sanità privata, perché è più appagante dal punto di vista economico e sicuramente più attrattiva, viste anche purtroppo le voci che circolano sui guai della sanità pubblica. Abbiamo veramente pochi secondi. A Spanne, in Friuli Venezia Giulia, quanti infermieri mancano all'appello?
se dovessimo fare proprio un calcolo matematico. Ma se io dovessi buttare lì un numero dovrei dire sicuramente oltre il migliaio. Poi che siano 1500, che siano 2000 dipenderà dalla programmazione che devono fare le aziende sanitarie. Ci fermiamo ancora un attimo, torniamo tra pochi istanti dopo il break pubblicitario ancora qui con Elettroshock. Nuovamente in studio allora per parlare di soccorsi, soprattutto di soccorsi che arrivano dal cielo, dall'alto, i 30 anni di elisoccorso in Friuli Venezia Giulia. Ma vi siete mai chiesti chi è che fornisce i mezzi, chi è che seleziona il personale, ma soprattutto effettivamente come funziona l'elisoccorso? Allora ve lo mostriamo in questo servizio realizzato, ospite Federica Dalcin, che è la responsabile delle operazioni di volo a terra di Eli Friuli, la società che per conto della regione Friuli Venezia Giulia proprio fornisce i mezzi, ma soprattutto anche gli uomini. Raggiungere 30 anni sicuramente è un traguardo magnifico, 30 anni che comunque sono di continua evoluzione. Siamo partiti nel 92 e io c'ero tra l'altro con l'elicottero tipo AS355. Siamo passati al 135 e C135 per poi arrivare al 145, che è quello che vediamo qui, che ha reso operativo l'elisoccorso H24. Questo significa che diamo supporto e quindi siamo a proteggere le vite delle persone H24. 365 giorni l'anno. Questo dal 2018 il volo notturno. Esattamente, quindi questo è un traguardo magnifico e in evoluzione, quindi continueremo ad evolverci grazie anche all'integrazione del servizio elisoccorso e protezione civile che garantirà ancora ulteriormente la sicurezza a tutti noi in Friuli Venezia Giulia. L'elicottero innanzitutto è bimotore, quindi 2 motori e si tratta di un elicottero all'avanguardia. Appunto nel 2018 è stato introdotto il 145 e ce ne sono veramente pochi in Italia e questo garantisce una qualità del servizio veramente di altissima qualità appunto e oltre a appunto l'elicottero abbiamo dall'altra parte il vericello che garantisce quindi di supportare le persone che appunto hanno avuto delle difficoltà in ambiente ostile. Quindi significa che il nostro pilota si avvicina, di solito accade in montagna, quindi dove l'ambulanza non può arrivare, si avvicina alla montagna, il vericellista tecnico nostro va a vericellare il medico, il soccorso alpino, diciamo in base alla missione e dopodiché si va a salvare la vita. Sicuramente la formazione è una cosa molto importante e anche come evoluzione di elisoccorso la formazione è stata fondamentale. Per ogni cambio di elicottero, quindi 355 che abbiamo parlato prima e C135, H145, c'è un passaggio che deve fare tutto il team Eli Friulia, non solo piloti, non solo tecnici, ma anche la nostra organizzazione come CAMO, che è l'ufficio che garantisce l'aeronavigabilità e la parte qualità, tutta la nostra struttura. Faccio solo un esempio, si parla di un passaggio per un pilota da un 135 a un 145 di 50.000 euro. Questo è il costo della formazione di un pilota. Considerando che siamo un team di più persone, questi sono gli investimenti dell'azienda che riteniamo siano necessari per garantire sempre la sicurezza. Noi siamo anche scuola di volo, tant'è che la maggior parte dei nostri piloti sono cresciuti nella nostra scuola di volo, quindi si può iniziare già... Avete sede dove? A Ronchi dei Legionari, si può iniziare già a 16 anni, ai 18 si può raggiungere la licenza di pilota professionista, dopodiché quindi significa effettuare corsi di volo pratici e teorici. Oltre a quello si fa l'esperienza, quindi esperienza di volo, il passaggio sulla macchina ed infine si viene introdotti all'interno dell'elisoccorso o della protezione civile o di qualsiasi altro tipo di servizio che noi effettuiamo. È ancora un po' il sogno dei ragazzi o sicuramente dei bambini che fin magari da piccoli sognano un giorno diventerò pilota. Sì, assolutamente sì, ma è molto più achievable, raggiungibile rispetto al passato, proprio perché non è più un costo così alto rispetto al passato e ci sono tantissime banche che supportano, quindi istituti finanziari a supporto per questo investimento perché di fatto poi le persone trovano lavoro subito. Abbiamo parlato di come si diventa piloti, avete sentito anche le parole di Federica Dalcin, ma come si diventa tecnico di elisoccorso specializzato proprio nel soccorso in montagna, quindi tecnico del soccorso alpino, Daniele Mozzi?
Beh, chiaramente si inizia facendo i soccorritori di base e le caratteristiche sono legate a un piano formativo nazionale, quindi in tutta Italia il soccorso alpino sviluppa la formazione dei tecnici in maniera similare e con un piano formativo e dei formatori che sono riconosciuti a livello della struttura nazionale. L'esperienza, grandissima esperienza di attività alpinistiche, di frequentazione. Quindi a conoscenza della montagna, immagino. Quindi conoscenza della montagna e di tutto quello che dicevamo prima, dei pericoli connessi, cambi meteorologici, valutazione del manto nevoso potrebbe essere, no? Quindi conoscere l'ambiente in cui vai a operare, perché parti da Campoformido ma arrivi a 2500-3000 metri, d'estate, inverno, bel tempo. Quindi qual è la montagna più alta della nostra regione? Coglians. Che altezza con te? Sfiora i 3000. Ai 3000. E quindi praticamente la conoscenza, l'abitudine, la frequentazione è condizione base. E poi c'è tutta la preparazione tecnica, quindi proprio legata alle manovre sia con l'elicottero ma soprattutto anche a terra, e la capacità di cui ricordava prima il comandante, la capacità di fare squadra, cioè di essere componente di un gruppo dove le reciproche professionalità vanno a interagire, e questo è fondamentale. E poi ci sono i cosiddetti amici a quattro zampe, che per voi, per noi, diciamo così, atei del settore, sono una bellezza rara, una unica, no, vederli agire. Voi che vivete con loro praticamente in simbiosi, il cane cinofilo. Ecco, ci racconti qualche particolarità, ma soprattutto qualche esperienza vissuta a stretto legame, anche perché credo abbiano delle doti molto più importanti rispetto a quelle dell'uomo, no? Delle sensibilità che solo gli animali possono avere. Sì, mi occupo di cinofilia del soccorso all'interno del soccorso alpino appunto da un sacco di tempo, e posso dire che è veramente un percorso anche lì sempre diverso ma affascinante. Per quanto riguarda l'attività con l'elisoccorso, appunto è legata principalmente all'attività invernale, proprio perché i tempi per poter essere efficienti nelle operazioni sono molto brevi, per cui diciamo nell'arco alpino tutte le basi forniscono un servizio di pronto intervento da parte di unità cinofile, e l'emozione è quando il cane finisce il lavoro, nel senso che trova la persona o sepolta sotto la neve, piuttosto che all'interno... Eccoli qua che li vediamo proprio in azione, piuttosto no? che in situazioni appunto noi li chiamiamo di superficie, quindi di bosco, persone che perdono l'orientamento nei boschi o si sentono male, lì vabbè, hai lavorato per quello. Per il cane è tutto un gioco, per noi è una grande soddisfazione. Qual è stata l'esperienza che ricorda a distanza di 30 anni? Quella che maggiormente le riempie il cuore, magari tornando a ritroso e dici, beh, quella è stata l'esperienza magari con un cane che mi ha davvero emozionato di più. Sicuramente la cito sempre, perché quando cerchi un amico che è sotto la neve è chiaro che poi alla fine è la situazione che più ti coinvolge di notte, dopo tante ore, insomma, anche se purtroppo l'esito non è stato fausto, ma è sicuramente sono dei momenti che ti rimangono ben fissi nella memoria. Sì. Ben fissi nella memoria. E invece la sua esperienza da sindacalista, che ne avete fatte tante ultimamente di battaglie, qual è quella che le ha suscitato maggiore emozione, o soprattutto la causa effettivamente da portare a termine? L'esperienza di Polimeni nella sanità del destagliamento? Beh, diciamo quella è stata un'esperienza molto importante, perché ci ha consentito di capire alcune cose. Ci ha consentito di capire che quando i lavoratori e le lavoratrici si muovono con le idee chiare relativamente a un problema, e quando le organizzazioni sindacali si muovono in maniera unitaria, con forza e con decisione, avendo già un obiettivo che, voglio essere preciso, non era quello di mandar via Polimeni, almeno parlo dell'organizzazione. Ricordiamo già direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Esatto, parlo dell'organizzazione sindacale che io rappresento. L'obiettivo era quello di andare a risolvere una serie di problematiche che erano state create da quella gestione.
aver portato a casa un risultato così importante, devo dire quella volta grazie anche all'intervento dell'assessorato regionale, perché si è speso in prima persona per riuscire a, come dire, a mediare tra due parti tra le quali non c'era più dialogo. Quello per me è stato un risultato importante, perché ha fatto capire ai lavoratori quella volta che bisognava essere uniti. I lavoratori ci hanno dato un messaggio grande di coesione, di comprensione, di supporto e ancora, devo dire adesso, la gente si ricorda dello sciopero proclamato per il 13 maggio, qualcuno ancora lo vorrebbe fare perché i problemi, ahimè, non sono risolti, ma... Però c'è stato un cambio di passo, sembra, no? Almeno qualche tensione è stata allentata. C'è stato un cambio di passo, ma i problemi sono talmente gravi che mi scuserà se io faccio mio il titolo della sua trasmissione, Il soccorso arriva dal cielo. Ho paura che dovremmo auspicare che il soccorso arrivi dal cielo, perché da terra tanto aiuto in questo momento non sta arrivando. Un po' come la pioggia di questi tempi, no? Un Guardiamo po' come il la cielo pioggia. per vedere Ci se toccherà arriva guardare in alto per un po'. un qualcosa. Senta, ormai guardiamo con fiducia all'autunno, lasciamo stare il capitolo Covid, ma che cosa si auspica come rappresentante di diversi lavoratori per la nostra sanità, per quella regionale? Allora, proprio oggi un incontro con l'assessore regionale mirava a mettere sul tavolo il tema importante della stabilizzazione. C'è bisogno di avere numeri concreti, di avere gente stabilizzata, che la gente abbia la sicurezza del posto di lavoro e che si possa lavorare per programmare. Ho usato in precedenza la parola progettualità proprio in questo senso. Per risolvere i problemi attuali non solo di attrattività ma proprio di operatività delle aziende sanitarie occorre una progettazione a medio termine, chiara. La sanità friulana deve capire in che direzione vuole andare, perché la direzione che sta prendendo adesso non è quella del miglior servizio ai cittadini. Non sto qui a dare colpe, credo non interessa neanche alle persone capire di chi è la colpa, perché quello che ci interessa è trovare le soluzioni. La soluzione è avere la volontà chiara di intervenire su questa situazione, avere un progetto ben definito, ripeto, di quale è il verso e la direzione che vuole prendere la sanità, e cominciare a percorrere questo sentiero, che sarà tortuoso, ma sul quale sicuramente, anche su questo, tutte le organizzazioni sindacali, ne sono sicuro, saranno con le varie singole aziende sanitarie e con l'assessorato per portare avanti un risultato che interessa a noi come tutela dei lavoratori e all'intera collettività. Ci fermiamo per l'ultimo break, qualche istante, e ritorniamo per il gran finale di Elettroshock. Il tema della collaborazione è sempre più importante, il lavoro di team, il lavoro di squadra. Eli Friulia con il personale del 118 l'ha trovato nel secondo stormo dell'aeronautica militare. E chi comanda il secondo stormo dell'aeronautica militare proprio nelle basi di Campoforio? Il colonnello Marco Bertoli. Sentiamo che cosa ci dice in questa intervista. Siamo con il colonnello Marco Bertoli, lui è il comandante del secondo stormo di rivolto all'aeronautica militare. Allora, comandante, cosa significa questa eterna ormai collaborazione con l'Elisoccorso del Friuli Venezia Giulia e soprattutto qua, rivolto nel cuore del Friuli Venezia Giulia? Beh, motivo per noi di grande soddisfazione supportare questo che di fatto è un fiore all'occhiello per la sanità regionale. Infatti, oltre all'output operativo che generiamo quotidianamente negli ambiti della difesa aerea ed in quello ovviamente delle Frecce Tricolori, supportare un servizio così importante è per noi motivo di grande orgoglio. Ci teniamo a essere utili alla collettività nello spirito di una forza armata appunto che vuole essere sempre più utile al Paese. Ecco, questa è l'utilità e la collaborazione, come si diceva prima, con Eli Friuli e quindi con la sanità del Friuli Venezia Giulia. E come invece come secondo stormo in che cosa siete impegnati quotidianamente? Beh, noi siamo quotidianamente impegnati nell'attività addestrativa per preparare i nostri operatori e i nostri tecnici nella difesa aerea missilistica integrata
e ovviamente nel supportare quell'attività meravigliosa che poi vediamo ogni giorno, che è il volo delle Frecce Tricolori, la cui stagione è iniziata a maggio e sta continuando con grandi successi e terminerà all'incirca intorno ad ottobre o novembre. Spettacolo delle Frecce Tricolore che ha lasciato tutti col naso all'insù proprio qualche giorno fa a Lignano. Sì, ci fa molto piacere, è stata una grande festa dell'aria, non soltanto con le Frecce Tricolori ma con tanti altri assetti dell'aeronautica militare. Abbiamo dimostrato le nostre capacità di ricerca e soccorso appunto con un elicottero del 15° Stormo di Cervia e quelle della protezione degli spazi aerei con velivoli Eurofighter e AMX, e ovviamente a chiudere il grande spettacolo sul litorale di Lignano sono state appunto le nostre Frecce Tricolori. Vede Daniele, anche l'aeronautica militare si cimenta in operazione con Cervia nella ricerca delle persone. Ecco, un servizio quando si lavora di squadra che conosce sicuramente delle avversità, ma sicuramente l'unione fa la forza. Ecco, per ottimizzare il servizio come soccorso alpino, di che cosa avreste maggiormente bisogno qua in Friuli Venezia Giulia? Beh, permetto che il soccorso alpino collabora con tutte le forze dello Stato che si occupano di ricerca e soccorso, da Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare e basta poi, Polizia di Stato. E Polizia di Stato. In Friuli Venezia Giulia diciamo, ha raggiunto un buon livello, soprattutto di eccellenza per quanto riguarda il soccorso, ottimo livello per quanto riguarda l'attività territoriale. Sicuramente noi operiamo, a prescindere da poche figure riconosciute professionalmente, operiamo a livello di volontariato con dei costi molto bassi. Devo dire purtroppo un po' di richiesta di ulteriori fondi sicuramente ci sta, perché sono oramai un sacco di tempo che giriamo, facciamo girare la macchina in maniera ottimale, con grande sforzo, però sempre con un po' in affanno, siamo sempre in affanno dal punto di vista di turnover di materiali organizzativi. Comunque lo scopo principale è la devozione al servizio, cioè cerchiamo anche in una forma di appunto volontariato di riuscire a portare sempre, comunque, in tutte le ore del giorno e della notte, la nostra attività ove si renda ovviamente necessaria, e anche ove francamente ogni tanto necessaria non è, però nel momento in cui ricevi una chiamata, un dubbio, si è sempre pronti a partire. Le faccio una domanda cattiva ma allo stesso tempo buona, dall'alto della sua esperienza. Giusto che una persona che va a cercarsi la rogna si paghi il servizio di soccorso, ma soprattutto, no, era lì che volevo arrivare. Lei che sicuramente ha un quadro migliore rispetto al nostro, quanto può costare una missione di soccorso, un soccorso d'alta quota? Questo non lo saprei, non glielo saprei quantificare. Sicuramente io sentivo di 1 migliaio di euro l'ora più o meno. Guardi, nella vicina Austria, se non hai forme assicurative legate all'iscrizione al club alpino piuttosto che private, sono diverse migliaia di euro ogni volta che interviene sia l'eli soccorso che le squadre territoriali. Quindi far pagare è una scelta, vabbè, non sta a noi operiamo e poi c'è chi deve decidere per queste cose. Sicuramente alcune regioni hanno dovuto, per flussi turistici, per tipologia del territorio, hanno dovuto intervenire in questo senso, però ripeto sono delle scelte così legate a questioni più politiche forse che operative. Sicuramente. Noi ci teniamo molto a dire che il soccorso alpino è speleologico, fa soccorso ma fa anche prevenzione, e quindi proprio da normative nazionali ultime di qualche anno fa è stato riconosciuto la possibilità di un rischio evolutivo, cioè intervenire prima che succeda magari il danno maggiore. Facciamo il banale esempio, una persona nella nebbia dove basta che torna indietro, però noi ci muoviamo proprio per evitare che una situazione che
in quel momento è tranquilla, possa evolvere in una situazione dove poi si complica o addirittura si va di fronte a un problema sanitario. Salvatore Montalbano, di cosa avrebbe bisogno invece la nostra sanità, ma soprattutto per stare a galla rispetto all'avanzata importante della sanità privata, che pare stia davvero offrendo dei servizi all'avanguardia con tempistiche molto più competitive rispetto a quella pubblica? Ma diciamo che sintetizzando i temi sostanzialmente sono quelli di cui abbiamo discusso: progettualità chiara, condivisione di questa progettualità con chi rappresenta i lavoratori, quindi con le parti sociali. Direi sicuramente un ampliamento immediato, urgente delle piante organiche, valorizzazione delle professioni sanitarie, tecniche, dei lavoratori, anche quelli che svolgono lavori amministrativi nell'ambito sanitario. Infine dico che chi c'è adesso ha bisogno di sostegno, ha bisogno di formazione, ha bisogno di riposo e soprattutto credo che sia giusto anche a tutti loro riconoscere un po' di rispetto, perché è gente che tutti i giorni mette in gioco la propria salute per difendere e tutelare quella degli altri. Apriamo una chiusa, abbiamo ancora pochissimi istanti, però sull'importanza effettivamente di una diciamo equità, no? Perché se io non ho soldi, non posso permettermi la sanità privata, devo aderire giustamente a quella pubblica, ma se quella pubblica mi dà delle tempistiche 300-400 giorni per avere una visita oculistica, io non posso permettermi di aderire alla sanità privata, cosa faccio? Vado verso il vicino Veneto? Anche lì è un ragionamento che credo sia più politico che sindacale, onestamente, nel senso che è una di quelle cose che devono essere discusse nei tavoli giusti, nei tavoli opportuni, e devono essere discusse anche con la visione corretta, perché c'è stato un ragionamento, c'è un ragionamento sull'ampliamento del servizio privato in seno alla sanità pubblica, proprio per fare in modo in questo momento di intervenire su liste d'attesa che la pandemia ha ulteriormente reso pesanti. Quindi c'è un problema di fondo che ci si porta dietro, sul quale bisogna intervenire in una maniera drastica, ma anche lì, se non si fa la dovuta programmazione anche su questo, sarà difficile continuare a dire alle persone, di fronte a una sanità che sta perdendo attrattività non solo dal punto di vista di chi dovrebbe essere, come dire, preso in carico come lavoratore, ma anche di chi dovrebbe fruire di questo servizio, sarà difficile andare a spiegare che questa sanità vuole crescere, vuole migliorare, vuole offrire un servizio degno di quello che, parlo a titolo personale, io ho trovato nel momento in cui sono arrivato in Friuli Venezia Giulia più di 25 anni fa, e che adesso mi sembra che per vari motivi che sono legati certo a tante situazioni, però sicuramente a una mancanza di progettualità, adesso sta andando in una deriva che non piace a nessuno, che tutti noi vogliamo vedere svoltare verso una situazione di miglioramento del servizio in generale. È un po' preoccupato per questa situazione? Sono seriamente preoccupato, lo dico da potenziale fruitore del servizio sanitario, lo dico da rappresentante dei lavoratori, perché vedere gente che si licenzia 2 giorni dopo essere stata assunta, e questo costa alle persone quasi una retribuzione. Cioè sembrano il sogno di una vita, no? Dire ho il posto fisso, posto pubblico, e poi magari dopo 2 giorni dai le dimissioni perché forse pensi che pensavi a un qualcosa di diverso. Assistere a questo è molto triste, specialmente avendo la percezione che basterebbe uno sforzo comune per riuscire a riportare tutto nella giusta direzione. Spero che questo sforzo ci sia, spero che sinceramente ci sia la volontà politica, sindacale c'è già, di ridare lustro alla sanità friulana. Voi non avete questo problema, no? Di uno che entra perché è mosso dalla passione e poi magari dopo 2 giorni vi saluta, però sicuramente questa trasmissione, caro Daniele, ha incuriosito tante persone che da casa magari vorrebbero avere maggiori informazioni per entrare a far parte della vostra squadra. A chi si devono rivolgere? Allora, sito internet del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, trovano tutti gli elementi per poterci contattare. Sicuramente comunque noi abbiamo la necessità di avere delle persone appassionate di montagna, con delle capacità tecniche, perché noi non forniamo formazione di movimentazione, noi lavoriamo sulla preparazione delle tecniche di soccorso, e quindi uno deve arrivare già con un minimo di capacità. Ecco. Però siamo sempre in carenza di giovani, soprattutto. Ecco, diciamo. Ecco, quindi
Ci appelliamo ai giovani della nostra regione, Certo. no, di entrare a far parte di questo team, Certo. anche perché davvero è una bellissima esperienza. Allora io ringrazio Salvatore Montalbano, componente della segreteria regionale FP-CISL del Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. E grazie anche a Daniele Mozzi, cinofilo, tecnico del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia e un passato anche da tecnico di soccorso. Grazie davvero Grazie a voi. per la preziosa collaborazione, grazie anche a voi da casa che avete sicuramente visto in tanti e magari vi abbiamo anche suscitato un po' di curiosità questa puntata, i 30 anni dell'Issoccorso, soprattutto il soccorso che arriva dal cielo. Elettroshock si conclude qui, un buon proseguimento di serata.